Serie B-Win, tutti i colori della passione. È l'ottava giornata del campionato di Serie B-Win, secondo turno infrasettimanale di questa stagione, e la capolista Padova sbarca a Bergamo per sfidare l'Albino Leffe. La squadra di Dal Canto è una delle corazzate di questo campionato ed arriva a questo match ancora da imbattuta. I lombardi invece sono reduci dalle 5 reti subite nel pazzo match di Pescara. L'Albino Leffe si schiera col 4-4-1-1 con Girasole alle spalle del bomber Cocco. Il Padova invece, che oggi deve fare a meno di Pellizzoli, Cuffa e Trevisan, nel tridente del solito 4-3-3 propone Cutolo, Ruopolo e Dramé. Arbitra il signor Giancola Di Vasto e sono gli ospiti a partire bene in avvio di partita. Cutolo prova a fare tutto da solo, ma il suo sinistro giro è troppo centrale per poter beffare Tomasig. Al 13° minuto da un corner dalla sinistra prova a svettare Cocco, il suo tentativo è però alto con la palla che passa sopra la traversa difesa da Perin. Al 16° minuto Cutolo recupera questo pallone su un cross dalla destra, si ferma tutta la difesa dell'Albino Leffe credendo che Ruopolo sia in fuorigioco. Probabilmente lo crede pure l'ex di questa partita, perché fa partire un colpo di testa poco convinto che Tomasig riesce a parare. Al 26° si fanno vedere i padroni casa, buona triangolazione tra Girasole e Foglio, il giovane centrocampista cresciuto nell'Atalanta poi giunge al tiro, ma la sua conclusione è respinta da Perin. 33°, altra percussione tambureggiante di Cutolo, migliore dei suoi in questa partita, penetra dalla destra, mette in mezzo un pallone salvato in corner prima che qualcuno possa infilarlo in rete. Sul corner seguente nascerà un altro calcio d'angolo, è proprio da questo calcio d'angolo che spizzica Legati. Bovo davanti al portiere non riesce però a indirizzare in porta da pochi metri. È il Padova a fare la partita, ma al 42° Legati interviene su Foglio, Giancola non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Tra le proteste dei biancorossi, dal replay l'intervento sembrerebbe pulito e anche qualche millimetro fuori dall'area. Comunque Cocco dal dischetto spiazza in maniera impeccabile Perin e porta in vantaggio in maniera inaspettata l'Albino Leffe. Settima rete in 8 partite per il bomber sardo, che balza in testa alla classifica cannonieri, ed è il quarto rigore segnato dai bergamaschi quest'anno, il massimo della Serie B-Win assieme alla Sampdoria. Il primo tempo finisce quindi 1-0 per frutto del contestatissimo rigore segnato da Cocco. Al 3° minuto della ripresa subito una buona opportunità da fermo per il Padova, ma la punizione specialista Marcolini è troppo molle. Al 7° della ripresa, azione di quasi 40 secondi attorno all'area bergamasca, alla fine è Marcolini che ributta in mezzo all'area un pallone dove Legati manca clamorosamente l'impatto con la sfera. Qua possiamo rivedere il liscio di Legati a 3 metri dalla porta. I patavini premono come dei forsennati ma non riescono ad andare in rete. Ci prova allora Cutolo a prendersi una responsabilità al 58° con il tiro da fuori, che è però troppo largo. Al 67° da una punizione sbagliata di Marcolini parte un contropiede cost to cost velocissimo di Foglio. Si fa tutto il campo, mette in mezzo Perlana che arriva stanco e non riesce a inquadrare la porta. Il Padova staziona stabilmente nella metà campo avversaria ma non riesce a far breccia nel fortino blu celeste. Allora Renzetti dalla distanza, ma il suo tiro è più simile a un field goal del football americano che a un tiro di calcio. All'86° c'è questa palla con il tiro di Marcolini che viene bloccato dal portiere Tomasig. All'88° altra punizione di Marcolini, svetta Cacia che incoccia nella traversa, chiede il gol Cacia, ma la palla, come potremo vedere dal replay, batte abbondantemente fuori dalla linea. Comunque a 2 minuti dal 90° grande occasione per il Padova. Al 91° poi contropiede in 3 contro 3 dell'Albino Leffe, grande apertura di Cocco per Sissé, però tu per tu con Perin sbaglia in maniera abbastanza clamorosa, consentendo al portiere di deviare in angolo. Poi 95°, ultima chance con la forza e la disperazione per il Padova, la sfera giunge a Cutolo che prova a battere a rete, la palla finisce alta ed è quindi l'ultima azione della partita. Finisce 1-0 per l'Albino Leffe, decide un rigore molto dubbio realizzato nel primo tempo da Cocco. Prima sconfitta stagionale per un Padova che avrebbe meritato quantomeno il pari. Muove invece la classifica la squadra di Fortunato.